con la nostra attività. Grazie ancora, posso approvare il televisore. Grazie e buonasera a tutti. Un ringraziamento particolarmente caloroso all'amministrazione comunale, quindi al signor Sindaco e all'assessore per questa opportunità. Un ringraziamento agli amici di Veneto Nostro Paese Venete, e una delle prime uscite del neopresidente Alberto Montagnera, c'è presente anche il past presidente, come si diria, il vecchio presidente Davide, che credo che tutti noi altri dobbiamo ringraziare per tutto quello che ha portato avanti in questi anni con Paese Venete a favore della lingua, della cultura, della nostra identità. Cosa ringraziare l'amico Damiano per avermi contattato e essere stato un motore di questa iniziativa. Inizio subito con un piccolo riferimento alle donne venete e signor Sindaco, perché fra le cose che ho fatto in seguito alla stampa del volume 1809 di Insorgenza Veneta, mi l'ho trovato su un diario di un modesto veneto, perché c'era un sartore di Asolo, si chiamava Pietro Basso, e in quell'epoca, siamo appunto nei primi dell'Ottocento, c'era il costume di tenere i diari, e vi assicuro che c'è una roba molto interessante. C'è degli spaccati dell'epoca, della straordinaria intensità, scritta qualche volta da studiosi, e quindi veramente una parte dell'archivio assolutamente importante, altre da gente del popolo che aveva passione di scrivere, quindi scriveva metà oppure il 90% in veneto, metteva perfino qualche parola in italiano, ma ripeto, le spaccati della nostra vita quanto mai interessanti. Su questo, appunto, questo Piero Basso, l'8 luglio 1809 nel suo diario scrive testualmente: le donne dell'Oria, accordate con quelle di Pesega, quindi provincia di Treviso, qua relativamente a chilometri di distanza, le ha desfa la municipalità. Cosa vuol dire? Siamo nei primi dell'Ottocento, e quindi c'è veramente una testimonianza importante intanto del ruolo della donna nella società veneta, che evidentemente anche nei primi dell'Ottocento c'era un ruolo centrale, e dopo dello spirito, del sentimento di queste nostre donne, che va con la vanga, con Bahia, con i pochi mezzi che aveva, e riesce a liberare l'Oria e attaccare addirittura i francesi armati ai denti, perché all'epoca c'era l'esercito più potente a livello continentale, e libera Pesega, le libera l'Oria e le va anche a Castello. Quindi vediamo nella nostra società quanto importante e quanto centrale è sempre stata la figura della nostra donna, e quindi sono particolarmente onorato di salutare la signora Sindaco. Il 1866, veniamo al tema della serata, è un anno fondamentale per le sorti del nostro popolo. Innanzitutto un dato statistico: 1866 vuol dire, quando sarà l'anniversario, 21-22 ottobre, quindi fra un mese circa, che 646 anni che il Veneto viene annesso all'Italia. Questo mi porta a un'altra considerazione, che quando l'anno scorso sono stati fatti i grandi festeggiamenti nel 2011 per i 150 anni della cosiddetta Unità d'Italia, in altri Veneti dove c'è un dato statistico. Nel 1861 il Veneto non faceva parte del Regno d'Italia, ma mancava tanta altra gente, per la verità, perché mancava i Veneti, mancava i Friulani, mancava naturalmente il Trentino Alto Adige, ma mancava perfino Roma,
mancava un po' poi che a noi altri ci sempre sta particolarmente vicino, donazioni sorelle come l'Istria e la Dalmazia, e quindi noi altri contestavano proprio nel 2011 sta ricorrenza quando che si parlava dell'unità d'Italia. No, nel 1861 si doveva ricordare la proclamazione del Regno d'Italia, che è due cose profondamente diverse. Quindi noi altri entreremo 5 anni dopo al resto degli altri popoli, nel 1866, attraverso la cosiddetta terza guerra d'indipendenza. Come si arriva alla terza guerra d'indipendenza? Beh, si arriva innanzitutto perché alla fine della seconda, nel 1859, c'è una specie di, chiamiamola voltafaccia, chiamiamola calcolo politico da parte dei francesi, che dopo la sanguinosa battaglia di Solferino, di San Martino, una delle battaglie in assoluto più sanguinose della storia del genere umano, tanto se è vero che proprio lì nasce la Croce Rossa, proprio dalla devastazione, dalla disperazione di questo campo di battaglia. Napoleone III viene in qualche modo messo sotto processo dall'Unione Repubblica francese e quindi si ferma lì e contesta duramente dei Savoia non viene più avanti, e quindi in pratica nel 1859 c'è il passaggio della Lombardia, ma non tutta la Lombardia ad eccezione di Mantova, ai Savoia. Resta da liberare fra virgolette, quindi il Veneto, Trentino e il Friuli. Proprio per questo allora viene fatta l'alleanza con la Prussia, che a sua volta aveva la necessità di incrementare e di assettare un colpo decisivo all'impero asburgico, perché stava creando le premesse per quello che sarebbe stata la Germania moderna, e quindi anche loro gli interessava soprattutto espandersi a nord, nella zona di Kiel, e prendere l'Hannover, che non c'era ancora proprio sotto la Prussia. Quindi viene fatta questa alleanza fra Prussia e Savoia in funzione anti-asburgico, anti-Asburgo. Il 16 giugno scoppia la guerra fra Prussia e Austria, e il 20, col proclama di Vittorio Emanuele II, il Regno d'Italia dichiara guerra all'impero d'Austria, seguo il 20 giugno. Appena 4 giorni dopo, le truppe, l'esercito sabaudo si appresta e si arriva alla battaglia di Custoza. I generali di Savoia la affronta con una certa baldanza, diria quasi con leggerezza, forti del fatto che ingaggiarono una notevole superiorità numerica e anche le armi. D'altra parte l'Austria, che aveva due fronti: il fronte meridionale, rappresentato appunto dalla guerra con i Savoia, e il fronte a nord rappresentato dal potente esercito prussiano. E invece a Custoza l'esercito, l'Italia viene inaspettatamente sconfitta. Viene sconfitta, ma in qualche modo la Prussia, che attraverso la grande vittoria nella battaglia di Sadowa il 3 luglio, i prussiani sbaragliano letteralmente l'esercito austriaco, arriva quasi alle porte di Vienna, e a quel punto là l'Austria propone un armistizio, perché si rende conto che la guerra si è praticamente persa. I Savoia si rifiuta di firmare questo armistizio perché si rende conto che in quel modo là si trovaria sentata sul tavolo delle trattative in una posizione non fortissima, diciamo, nel senso che già era reduci dalla sconfitta di Custoza. Allora in punta
tutte le sue armi, tutte le sue fisse, le sue speranze sul mare, nel senso che mi dice che siamo stati sconfitti per terra, puntiamo sulla marina, facendo leva che di Asburgo non aveva una grande tradizione marinara, che d'altra parte va a guardare la carta geografica, insomma, uno che sta a Innsbruck o a Budapest non c'è che hai una grande, praticamente fino alla fine del Settecento c'era una marina fluviale di Asburgo, mentre la marina italiana che era nata dalla fusione della marina sarda, della marina napoletana, lei aveva una certa tradizione e soprattutto c'era stato fatto degli investimenti potentissimi e molto numerosi sull'acquisto delle nuove navi, e quindi affronta anche questa battaglia con una notevole sicurezza, convinti che sia poco più di una passeggiata. Cosa succede invece? Succede che evidentemente non fa i conti con la composizione della marina austriaca, perché nei fatti la marina austriaca, che fino al 1848 si chiamava ufficialmente Imperial Regia Veneta Marina, aveva ancora l'ossatura di marinai nostri, veneti propriamente detti, istriani e dalmati. Il veneto c'era la lingua ufficiale, Tegetov che aveva studiato, che c'era l'ammiraglio, anzi contrammiraglio prima della battaglia, che aveva studiato a Venezia, e per farsi capire da sua gente c'era costretto a parlare veneto, perché ripeto, un numero consistente dei marinai c'era di origine veneta. È vero che dopo il 1848, così per completezza, c'era stato cancellato il termine veneta dalla marina. Perché? Perché nel 1948, ricordiamoci, mi pare che fa riferimento anche a quella rapide che osservavo venendo dentro prima, nel 48-49, qua nel Veneto, c'era stata la rivoluzione veneta e la proclamazione della Repubblica Veneta, un'epopea straordinaria, uno dei momenti in assoluto più intensi nella nostra storia e anche uno dei momenti meno conosciuti e meno studiati purtroppo, perché per le 5 giornate di Milano c'è 5 giornate 5, c'è pezzi teatrali, c'è intere biblioteche con libri, con studi, con ricerche. Nel Veneto abbiamo 1 anno e mezzo di indipendenza, perché la Repubblica Veneta inizia il 22 marzo 1848 e Venezia cade il 23 agosto 1849, quindi c'è quasi 1 anno e mezzo di indipendenza. Però sotto, ripeto, periodo straordinario, 1 anno e mezzo, Venezia c'è l'ultima città d'Europa a cadere sotto i colpi dell'esercito asburgico. E finora è stato fatto qualcosa in occasione dei 150 anni, ma molto poco. In questo periodo qua, ripeto, che ha coinvolto soprattutto la nostra capitale, ma l'intero Veneto, perché esempi di un eroismo straordinario, a partire dal Cadore con Pietro Fortunato Carpi, ma dopo venivo su qua a Cornuda, a Vicenza, una cosa per tutto, insomma, che c'è una dimenticanza notevole. E quindi in seguito a questo, dopo il 49, in effetti c'è una certa austriacizzazione della marina austro-veneta, nel senso che cambia il nome delle navi, nel senso che soprattutto a livello superiore, non fidandosi più di tanto i medici uomini, però la marina, i marinai resta sempre dei nostri. E quindi il 20 luglio 1866 si arriva allo scontro a Lissa. Ripeto, affrontato con grande ribaltanza da parte della marina sabauda, invece riceve una sconfitta clamorosa. È famoso
il telegramma del Tegethoff che scrive a Vienna e che fotografa la realtà in una maniera straordinaria, perché parla di uomini di ferro, i nostri, su navi di legno, hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro. E questa è l'immagine che va molto di più di tanti discorsi della battaglia di Lissa. È interessante, mi l'ho pubblicato proprio all'inizio di quest'anno, questo volume su Lissa, l'ultima vittoria della Serenissima. L'ho trovato e l'ho pubblicato, perché in pratica c'erano documenti quasi inediti e per la verità credo che la fonte sia inattaccabile, perché ho trovato un articolo di Pietro Giorgio Lombardo intitolato Chioggia dal 1849 al 1866 appunti, e questo segno fuori su un volume che si chiama Rassegna storica del Risorgimento, quindi non c'è i pericolosi indipendentisti veneti che scrivono questa roba, c'è un volume dei risorgimentali. E quindi ripropongo l'elenco delle medaglie d'oro, delle medaglie d'argento di prima classe e delle medaglie d'argento di seconda classe che riguarda la gente nostra. Allora, medaglie d'oro Tommaso Penzo del Ciosa e Vincenzo Vianello detto Gratton del Pellestrina. Medaglie d'argento non ve le leggo neanche tutti perché sono tante, per fortuna. Andrea Tini, Anton de Venezia, da Ciosa, da Padova, da Loreo, un certo Pregnolato da Loreo, Ghezzo da Malamocco, dal Prada Venezia, Filippucci da Palmanova, Varagnolo da Ciosa, Vidal da Furano, e dopo tutto il resto, sempre Ciosa, Pellestrina, Venezia, Donada, Rovigo, Contarina, Adria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a tutti gli effetti la va a ricordare come una grande vittoria della Marina austro-veneta. Questo non lo dice Ettore Beggiato, che potrebbe sicuramente essere accusato di una certa dell'essere della storia con degli ucciai particolari. Per esempio trovo un grande intellettuale veneto vicentino del secolo scorso, Guido Piovene, che lui stesso ricorda Lissa come l'ultima grande vittoria della Marina veneta adriatica. Vi dirò di più, una delle ultime uscite del grande Intro Montanelli viene a Vicenza per consegnare il premio Guido Piovene, che è uno dei premi più prestigiosi per quanto riguarda il giornalismo organizzato dalla Banca Popolare di Vicenza, e ricorda Guido Piovene che dice più o meno testualmente: tutte le volte che andava a Vienna la prima cosa che faceva, prendeva un mazzo di fiori e portava i fiori sotto il monumento al Tegethoff al Prater a Vienna. Ecco, cos'è la testimonianza che credo sia importante per far capire di come che certi ricordi, certe testimonianze che sia passata del padre in figlio, solo che purtroppo almeno finora non c'era sta scritto. Quindi credo che sia fondamentale che la nostra generazione cominci a scrivere le robe, perché altrimenti diciamo veramente che venga perso un patrimonio straordinario di conoscenza. Comunque torniamo a Lissa, la terza guerra di indipendenza. I Savoia viene sconfitti anche per mare, pesantemente. E così sì, la scaramuccia, ma c'è una scaramuccia molto insignificante del Bezzecca, dove sembra da parte gli amici trentini contesta l'impostazione ufficiale, sembra che appunto a Bezzecca Garibaldi batta un po' gli austriaci, ma ripeto, c'è ben poca cosa. Fatto sta che si arriva all'armistizio firmato fra Austria e Prussia il 26 luglio. Che c'è in tutta questa vicenda una battuta dell'imperatore Napoleone III, imperatore dei francesi, che un po' seccava l'atteggiamento di Savoia, che nonostante la sconfitta di Custoza e quella devastante di Lissa,
che ha anche il coraggio di alzare la voce, di pretendere territori quasi come che io avesse vinto la guerra. E allora Napoleone III, no che i francesi mi siano molto simpatici, soprattutto se ricordiamo quello che mi ha fatto negli anni Napoleone primo, e lei viene fuori questa battuta, dice un'altra sconfitta, riferendosi a Savoia, e questi mi chiederanno Parigi, perché questo già è il prestigio che aveva Savoia nelle cancellerie europee dell'epoca. Comunque, allora le trattative vanno avanti e si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria del 3 ottobre 1866, firmato a Vienna. Cosa succede? Che l'Austria, proprio come forma del disprezzo nei confronti di Savoia, le dice vabbè, voi altri in qualche modo sì, i vincitori, grazie alla Prussia, ma mi non vi riconosco come vincitori, abbiamo ragione. E quindi si rifiuta di passare direttamente ai Savoia il nostro Veneto, Mantova e la provincia del Friuli di Pordenone e Udine, e io passa alla Francia affinché la Francia deve fare da garante internazionale, perché il trattato di pace, ripeto, questo è un trattato internazionale firmato il 3 ottobre 1866 a Vienna, e prevede testualmente, aperte le virgolette, sotto, aspetta che vediamo, direi che ormai lo so a memoria, ma vuoi essere assolutamente preciso, aperte le virgolette, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Questo è il punto centrale della vicenda del Montevideo, perché ripeto, in questo momento un trattato internazionale, non due amici al bar stop, il trattato fra Italia e Austria prevede proprio questo, che se i veneti protagonisti del suo futuro, in questo momento il 3 ottobre pratica viene riconosciuto ai veneti quello che si chiama diritto di autodeterminazione, perché non si può testualmente sotto riserva di consenso delle popolazioni debitamente consultate, si parla di consenso e popolazioni debitamente consultate. Questo è il 3 ottobre 1866. La Francia deve fare da garante internazionale. La Francia ha da fare lo stesso ruolo che fa l'ONU e i caschi blu ai nostri giorni, quando che c'è votazioni su terre contese. Gli altri vi ricorderai sicuramente quello che è successo in Kosovo, quello che è successo in Montenegro, non tanti chilometri da qua, ma quello che è successo anche l'anno scorso nel Sud Sudan, dove che c'è controversie, dove che c'è ancora magari situazioni critiche, l'ONU, caschi blu, va e controlla e organizza le elezioni. Questo già era il ruolo previsto dal trattato di pace al quale doveva adempiere i francesi. Cosa succede all'inizio? Che i francesi non hanno più nessun interesse su questo angolo del scacchiere europeo. L'Uribeo mai, quello che aveva da portare a casa, anche dai Savoia da portare a casa, perché ricordiamo se Nizza e ricordiamo se la Savoia stessa. E l'opinione pubblica francese si è stufa di tutte queste guerre che comunque causa morti e costi, eccetera, eccetera, e quindi anche su pressione del governo sabaudo in pratica rinuncia a svolgere quel ruolo che il trattato che aveva assegnato. Vedete le lettere del plenipotenziario francese generale Lebeuf, che fra lo sconsolato e profondamente arrabbiato, che scrive all'imperatore dicendo non si fa così, non è più possibile andare avanti, noi altri ci avremmo preso un impegno con un trattato internazionale, eccetera, eccetera, e l'imperatore dice
parole povere, sta attento, cerchiamo di farci manco mai è possibile, e a sé che robe vaga come che è andata. Cosa succede? Succede che allora il plebiscito viene convocato per il 21 e 22 ottobre 1866. Dopo vedremo come che viene fatto. Anzi, lo vedremo subito, visto che ho la fortuna, cioè la prima volta che lo faccio vedere in pubblico, una settimana fa, 10 giorni fa, ho trovato su internet questo manifesto che riguarda proprio tra l'altro la vostra città, perché c'è scritto, vedi, la congregazione municipale di Treviso avvisa il plebiscito fissato per i giorni 21, 22 e 40 mesi, che si sceglie in città nel suburbio, si usava termini dell'epoca, e che sia una prima cosa interessante da questo manifesto. Mi viene un altro quasi preciso, stampato al comune di Zelarino, che all'epoca c'era il comune autonomo, adesso fa parte della terraferma veneziana. Vedi che dice devo votare il 21-22, ma no, non vedete le opzioni per il voto, perché sotto qua i buoni cittadini accorrono all'urna a deporvi questa solenne parola scritta col sangue dei nostri martiri. Sì, dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale dal re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Qua si parla solo del sì, cioè altro che debitamente consultate e liberamente il voto libero. Praticamente parole povere dice vabbè che capita da votare sì, ma anche con grande partecipazione. L'importante è anche un'altra cosa sotto il manifesto, che vi dice che c'è la data sotto Treviso 19 ottobre 1866 e se fermiamo al 19 ottobre. Beh, già questo comunque è emblematico di quello che fosse il clima dell'epoca. Pratica un voto bulgaro, penso che bulgaro, perché in Bulgaria ogni tanto qualcuno, magari quando c'era il comunismo, arrivava 97, 98, 40%, qua dice capisco a votare sì, e dopo vedremo anche tutte le minacce che vi ha fatto nei confronti della nostra gente. E già questo, insomma, quando che mi ho scritto ancora nel 99, la prima edizione di questo libretto qua, 1866, la grande truffa, c'è qualche nome che attaccava al concetto di truffa, ma se no è una truffa questa. Comunque torniamo al 19, allora viene convocato il voto 21 e 22. Cosa succede il 19, quindi 2 giorni prima del voto? Succede che in una camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canale Grande a Venezia si trova il plenipotenziario francese Leboeuf, si trova 3 rappresentanti della Venezia e di Mantova, Ciapà così un po', non dico i primi 3 che passavano per la strada, ma quasi, e si trova soprattutto il generale Genova Town di Ravelli, che rappresentava Savoia nel Veneto. Le prime ore del 19, e in pratica il Veneto passa dalla Francia, passa a questi 3 soggetti che doveva in qualche modo rappresentare la nostra gente, e questi lo passa direttamente al generale Genova Town di Ravelli. E siamo il 19, quindi 2 giorni prima del libero voto dei Veneti, il Veneto è passato, cambia parola e passa su di Savoia. Qualcuno potrà dire ma queste sono le fantasie dentro il pensato. Invece basta andare sull'archivio del comune di Venezia, che è più o meno verso Sant'Elena, e sfogliare la Gazzetta Ufficiale di Venezia, e sulla pagina del 19 ottobre 1866 trovate questo trafiletto. Questa mattina in una camera dell'Hotel d'Europa si è fatta la cessione del Veneto. Dirò di più, mi trovo
casualmente su un libro di storia locale, per la precisione la storia di San Michele a Tagliamento, provincia di Venezia, l'ultimo comune del Veneto, il comune di Bibione, per intenderci, trovo con colpo di fortuna la riproduzione di questo dispaccio telegrafico, che è veramente sconvolgente, perché vedi, dato il simbolo di Savoia, il commissario del re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico: Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiane. Quindi siamo 19 ottobre, mattina presto. Cessione della Venezia compiuta, punto. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco, punto. Le truppe italiane entrano fra mezzo popolazione esultante, punto. Gioia spinta quasi al delirio, naturalmente il Frontoni, punto. Il generale Revel, sotto la data ad Udine a 19 ottobre 1866. Questa è la prova provata che 2 giorni prima del voto si aveva già deciso tutto. E quindi i Veneti va a votare quando che tutto è già deciso. Altro che sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Va a votare quando che tutto è già deciso. Brevemente, per capire come chi si andrà a votare, perché teniamo presente che il Veneto c'è stato l'ultimo plebiscito che ha sancito la nascita del Regno d'Italia, perché anche le altre parti, gli altri territori, gli altri popoli, le altre regioni d'Italia che avevano subito l'onda dei plebisciti truffaldini, solo che noi altri siamo stati gli ultimi e quindi l'infernale macchina di Savoia si doveva perfezionare in modo tale che qua non c'era possibilità. Ma se voi altri leggete un libro di un personaggio che sicuramente non può essere accusato di essere un venettista, che si chiama Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che scrive Il Gattopardo, dove ha fatto vedere anche qualche mese fa la Mamma Rai, e una sera che sono tornato da una sera come questa, ma mi pare che fosse ancora più distante, e prima di andare in letto c'era qualche do, capo la televisione, e fa il Gattopardo, perché naturalmente alle 9:10 di sera fa tutte le scuse del Signore, le puttanate più grandi della terra, mentre le trasmissioni interessanti li fa da un botto ai 4 della mattina. E quindi evidentemente anche questo capolavoro che è il Gattopardo, e tra l'altro ho visto anche la scena madre. Sentì cosa che scrive Tomasi di Lampedusa appunto sul Gattopardo. Alla folla invisibile nelle tenebre annunziò che a donna fugata il plebiscito aveva dato questi risultati: iscritti 515, votanti 512, sì 512, no 0. Eppure Ciccio Tumeo assicura: io eccellenza avevo votato no, 100 volte no. Più avanti, quei porci in municipio si inghiottano la mia opinione, la masticano e poi la cacano via come trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno dire bianco. Ecco, questo è Tomasi di Lampedusa. Le stesse cose succede un po' dappertutto. Nel Veneto però i Savoia aveva un certo timore, nel senso che il ruolo, soprattutto nelle nostre campagne, da parte dei preti, e l'atteggiamento complessivamente dell'opposizione, soprattutto del basso clero nei confronti del Risorgimento, suscitava qualche perplessità. E allora trovo una testimonianza, anche questa assolutamente interessante, nel quale in pratica che viene vedremo se lo trovo, perché vuoi sempre essere preciso, trovo sul giornale di Vicenza che una vera e propria minaccia nei confronti dei preti. Ecco qua testualmente: ricordino essi, i parroci e i cooperatori dei nostri villaggi, che ove in alcuna parrocchia questo voto non fosse sia aperto
sì pieno quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevatrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti di quelle parrocchie qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Parole povere, o ci abbiamo 99,99% di voti o veneno de brutto. Questo sta l'invito evangelico nei confronti dei preti. E difatti i voti, e dopo arriva perché contesto qua, capì bene che si fatica anche, perché in pratica le cifre sono spaventose, e questo non è solo un problema storico-culturale, ma c'è anche un problema statistico. Perché se vogliamo sapere, o un qualsiasi boccia da 20 anni che ha fatto anche un solo esame a statistica a Padova, vi conferma che sono le elezioni, qualsiasi elezione che sia, nel quale si chiede un certo numero di elettori, come chi pensa, anche a Settefe, domani la votazione per domandare alla gente, siamo contenti che vediamo 5.000 euro in più al mese, beh, troverei sempre qualcuno, o bastiamo contrario, o quello che si paghi, o che vota contro. Questa è statistica. Nel Veneto questo non succede, perché il 99,99%, una percentuale non è stata fatta né da Tani, né da Oggia in Albania, né da Pinochet, vota a favore. E anche queste non sono pattuglie mie. Chi che va in piazza a Treviso, nel palazzo di Trecento, che si sta là, la provincia di Treviso, con solenne plebiscito, affermò la sua unione al Regno d'Italia. Voti affermativi 84.526, negativi 2, nulli 11. Mi hanno capito bene che su tutta la provincia di Treviso 2 voti contrari, è fin troppo evidente il contesto nel quale si è svolto le elezioni. Tra l'altro trovo su un libretto che si chiama Malo 1866, ecco, mica te io non sono uno storico, sono uno studioso, però mi contesta, diversi mi ha contestato l'impostazione delle ricerche e dei miei modesti lavori, però nessuno mi ha mai contestato una citazione impropria o fasulla, cioè su questo sono assolutamente tranquillo che quello che scrivo è assolutamente inattaccabile. Difatti, ripeto, non ho mai avuto nessun tipo di problema sotto questo punto di vista, e cerco sempre di essere estremamente preciso e direi maniacale anche nel curare le note della bibliografia. Per esempio, Malo 1866, sono della provincia di Vicenza, quindi inevitabilmente le mie ricerche si erano concentrate in provincia di Vicenza. Malo è un bel paesotto dell'Alto Vicentino, famoso per aver dato in Natale un grande scrittore, Luigi Meneghello, che non a caso l'opera più famosa è Libera nos amaro, che ha giocato con latino anche. Allora, anche qua, un libro stampato al Comitato per il 100° anniversario dell'annessione del Veneto in Italia, quindi no, pericolosi indipendentisti. Lo scrive l'ex sindaco democristiano del paese, quindi una bravissima persona molto equilibrata, però non può non scrivere quello che scrive. Ecco qua, le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti con sì e con no di colore diverso. Inoltre, ogni elettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente che lo depositava nell'urna. Ecco, capivo, due schede di colore diverse, mi dico il mio nome, quindi qua dove c'è la segretezza del voto, i controlli internazionali e tutto il resto, capite? Che con questo contesto si arriva al 99,99%. È interessante, dopo chiudo perché fa anche una salute. È interessante altre 2 o 3 cosette per capire un po' il contesto, per capire soprattutto
quali che c'erano le condizioni della nostra gente subito dopo l'arrivo dei liberatori sabaudi. Beh, la prima conseguenza dell'arrivo dei Savoia è stata che si partì i Veneti. Quindi cos'è la prima conseguenza? Nel senso che la nostra terra, in seguito alle tasse spaventose, famigerate, imposte da Savoia, si trova in una situazione di fame, di miseria, di disperazione come mai nella nostra storia. Pensiamo per esempio alla famigerata tassa sul macinato, che già era una vera e propria tassa sulla fame. Immaginate un'economia prettamente agricola come c'era quella nostra nel fine del 200, cosa che voleva dire per la nostra gente, prima di dar masenare poco raccolto dei suoi campi a noi, doveva pagare la tassa sul macinato. Quindi, ripeto, una tassa sulla fame, ma praticamente bisogna tassare l'aria che si respirava, tutto il resto che la devi tassare. Il sale, non parliamo dei bolli, eccetera. Perfino già arrivava a tassare anche le finestre. E quella è stata una delle conseguenze è che in certi edifici padronali, vedi ancora, che la nostra gente conservasse murarie e finestre. Se da quell'epoca lì che per esempio nasce la disfatta dell'immenso patrimonio delle Venete, perché chi che aveva la sventura di avere pensate cosa che dico, una villa di un certo tipo non aveva letteralmente la possibilità di pagare le tasse. Quindi ce n'è malora, quindi tanti per rispetto di fuoco e ce n'ha perso centinaia di vite. E soprattutto si rende conto che tutta la propaganda che era stata fatta, libertà, non ha che se, perché naturalmente quando la gente che ha fame, la prima roba che fa è la protesta, da quando che il mondo c'è mondo, e quindi arriva anche le truppe delle repressioni. Sentite cosa che scrive l'Arena di Verona. L'Arena di Verona è uno dei giornali più nazionalisti che sia nato subito dopo l'unità d'Italia, da ambienti filomassonici, e conosco bene perché in pratica la gemella del giornale di Vicenza, e l'Arena di Verona il 9 gennaio 1868, quindi si è appena un anno e mezzo dopo la rivoluzione. Scrive testualmente: fra le 1000 ragioni per cui noi aborrivamo l'austriaco regime, ci infastidiva sommamente la complicazione del profluvio delle leggi e dei regolamenti, l'eccessivo numero di impiegati, e specialmente di guardie e di gendarmi, di poliziotti e di spie. Punto. Chi di noi avrebbe mai atteso che il governo italiano avesse 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di sicurezza, di carabinieri, di spie, eccetera, eccetera. Questa è l'Arena 1868. Savoia arriva al punto di proibire le tradizionali processioni religiose in quanto, aperte virgolette, assembramento pericoloso per l'ordine pubblico. Vi rendete conto? Un popolo profondamente, intimamente religioso come il nostro non può più fare neanche le processioni proprio per la paura che possa rappresentare un momento di incontro alla gente, e quindi proibisce anche le processioni religiose come assembramento pericoloso. Ma oltre a questo, qui che non vi è fatta qua, si è costretti a scappare. E trovo in pratica il Veneto, c'è certe province, certe vallate che si spopolano, nel senso che soprattutto nella zona pedemontana, nel Bellunese, ma anche nella vostra zona della provincia di Treviso, in provincia di Vicenza, parte in interi paesi col prete a testa e va a cercare fortuna soprattutto nell'America del Sud, soprattutto in Brasile. Parte proprio mandava avanti dalla disperazione e mandava avanti anche da un discreto numero di squali di individui furfanti che arriva qua e che fa credere
che in America sia il paese della cuccagna, dove si fa tra raccolti, eccetera, eccetera. Cosa era successo? Che soprattutto in Brasile c'era finita la schiavitù e i grandi proprietari terrieri avevano bisogno di manodopera che in qualche modo sostituisse gli schiavi. Quindi la nostra gente parte da qua, convinti di trovare l'America, e trova invece la disperazione, anche perché gli ultimi che arrivano, nel senso che per primi si arriva ai tedeschi, e quindi si cacciano le terre meglio lungo l'oceano. Se andate nel Rio Grande do Sul, trovate per esempio Nuovo Hamburgo, che è in zone dove fa ancora la festa del birra, che sono i paesi che sembrano essere in guerra. Dopo arrivano i polacchi, che avevano avuto una crisi nera, e per ultimo arriva i nostri. I nostri li mandati in mezzo al nato, in mezzo al bosco, con un picco e una baia a disboscare nel bosco in condizioni inenarrabili, che ne muore tantissimi durante la traversata. Vedete che pagine veramente sconvolgenti, mi vediamo ancora per le opere. Se penso, è stato fatto un libro che si chiama America, le lettere dei primi migranti veneti, che ha la fortuna di arrivare in Brasile, che descrive le condizioni assolutamente drammatiche. Mi ricordo una lettera di una famiglia che descrive da Brest, che è nel nord della Francia, e questi poveri sventurati gli ha fatto un nudifragio, evidentemente si da fuori a partire da Genova, si da fuori da Gibilterra, chissà quello che è successo, e si sbarca a Brest. E là che mi faceva credere di arrivare in America, invece di arrivare nel nord della Francia. E che c'è numeri veramente sconvolgenti, nel senso che ripropongo una tabellina che ho trovato su un volume fatto ancora negli anni 80, edito dal Molino, quindi credo che sia una delle case editrici sicuramente più inattaccabili da un certo punto di vista. La tabellina la si divide in tre periodi, allora 1876-1880, 1881-1890, 1891-1900. Il Veneto è la prima regione di gran lunga in tutti e tre i periodi, ma con numeri sconvolgenti. Pensa che dal 1891 al 1900 nel Veneto parte quasi 34 veneti ogni 1000 abitanti. La seconda regione, perché è interessante anche la proporzione, la Basilicata, che non è mai il giardino d'Europa con tutto rispetto, che ne parte 18, quindi nel Veneto parte doppio rispetto alla Basilicata. La terza è la Calabria, che ha la cifra 12, nel Veneto parte 3 volte tanto la Calabria. L'ultima è la Sardegna, che non arriva neanche a 1 su 1000, 0,87. Quindi del Veneto che ne parte quasi 35 volte qui che parte dalla Sardegna. Cioè una emigrazione biblica. Ripeto, un paese intero che parte e che va in cerca di fortuna. Vi chiudo con una poesia che non è tanto lunga, è di un grande poeta veneto, veronese, c'è qualche parola magari scritta in veronese stretto che forse può scappare, ma vi assicuro che il contesto è molto comprensibile e non è neanche tanto lungo, quindi portate pazienza che vi letto, perché la va è molto di più di qualche convegno, di qualche discussione sul tema dell'immigrazione nel Veneto, per capire quelle che erano le condizioni della nostra gente, delle nostre campagne alla fine dell'Ottocento. Berto Barbarani va in America. Fulminati da un frago di tempesta, l'erba dei pre per una metà passia, bruciare le vigne dalla malattia che non lascia i milani mai di pesta. Ipotecaro tutto quel che resta, col formento che va in carestia, ogni paese è già la sua economia e le famiglie un pericoloso a testa. Crepar la vacca che tasea il formaio, morta la donna a partorire una fioia, protestar
le cambiai danno d'aro, una festa serale all'osteria con un gran pugno battuto sopra la toia, porca Italia, bastiema, devo via, e si conta in fra tutti, in quanti sio, appena 10 e poi far strapasso. Il resto, donne con puttini in braccio, il resto, veci e putteni a rio. Ma star qua non se mangiano per Dio, bisognerà per farlo sto gran passo. Se l'inverno ne capita col giasso, poi cui altri e gliene fa un desio. 30 ottobre, carri dei fagotti, dopo aver butto male tutti i siori, dopo aver fucilato 3-4 cotti, con la testa sballotta, imbriagata, e si dà più strucconi in tra di loro e tontonando giappa sulla strada. Ecco, questo è il grandissimo Berto Barbarani, e questo è un affresco straordinario delle condizioni di vita del nostro Veneto. Quindi credo che sia importante, e chiudo veramente, non nel senso nostalgico, qua non c'è nessuno del nostalgico, ristudiare e rileggere la storia. Credo che sia fondamentale cercare di studiare la storia, di riappropriarsi della nostra storia, di essere comunque orgogliosi della nostra storia, perché se solo l'esperienza straordinaria dei nostri veneti in giro per il mondo, avevo la fortuna, è stata una delle esperienze più straordinarie, esaltanti della mia vita, di essere per 2 anni assessore regionale ai rapporti con i veneti nel mondo, e posso dire di aver avuto tutto questo privilegio di aver conosciuto migliaia di veneti in tutti i continenti, e i veneti che sempre si è visto in borse per la loro laboriosità, per la loro serietà. Siamo classe dirigente ormai dappertutto dove che siamo andati, perché dal Canada al Brasile, dall'Australia, non parliamo dell'Europa, i veneti comunque ormai classe dirigente, con sindaci, con presidenti delle regioni, con il presidente per esempio del Rio Grande del Sul, grandi costruttori. Mi ricordo che sono stato ospite di una famiglia Grollo in Australia, originari proprio della vostra provincia. Il sindaco, mi pare, di Sydney, che era un uomo originario proprio da qua, e quindi che abbiamo saputo conquistare la nostra gente, che ha saputo pigliare alto la nostra bandiera, che non fanno da San Marco. E nei confronti di questa gente dobbiamo, con orgoglio, essere riconoscenti, perché è il relativo benessere nel quale ci siamo trovati a vivere, è nato fin adesso, parlo in Parlamento, in generazione, c'è frutto anche del tanto sacrificio della nostra gente che si è emigrata, e emigrando mandava a casa le rimesse, che è stato fondamentale per tanti nostri paesi, ma anche che c'è un'altra cosa da dire, che emigrando gli ha lasciato tanto spazio per cui che c'è restato, perché un conto c'è dalla terra sfamare 2,5 milioni di abitanti, un conto c'è sfamare nei 5 milioni, quindi anche questo ne hanno presente, e ripeto, dobbiamo essere sempre grati a quei veneti che c'è da in giro per il mondo. Vi ringrazio per l'attenzione, resto a vostra disposizione se c'è domande, informazioni, chiarimenti. Grazie ancora e Dio